Ciao, ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi di alcune creature molto particolari e soprattutto magiche. Vi parlerò dei folletti. I folletti, come dicevo, sono piccole creature alte circa 25 cm, hanno una barba ispida e rossiccia, sono vestiti di verde e portano sempre un buffo cappello schiacciato sulla testa. Vivono in piccole comunità nei boschi irlandesi, ma pare ultimamente che siano state avvistate anche in alcuni boschi del sud Italia. Queste comunità sono chiamate il piccolo popolo. Sono dispettosi giocherelloni ed hanno il potere magico di svanire, rendendosi invisibili agli umani. Infatti, quando un essere umano si avvicina al loro territorio, al fine di proteggere il segreto della loro stessa esistenza, magicamente spariscono, diventano invisibili, mimetizzandosi perfettamente con l'ambiente che li circonda. Ma procediamo con ordine. In questa busta io ho alcuni folletti, esattamente sono 1, 2, 3, 4. Questi sono i folletti guardiani che se ne stanno sempre mimetizzati e ai confini del loro territorio, vigilando attentamente su tutta la comunità che è rappresentata da questi altri folletti. E sono 1, 2, 3, 4 folletti che se ne stanno a giocare, a fare scherzi e a riparare scarpe. Sì, avete capito bene, a riparare scarpe, perché pare siano anche instancabili ed espertissimi ciabattini. Questo è il folletto anziano del gruppo e vive un po' in disparte, in un luogo protetto al riparo da tutti i possibili pericoli. Ma quando all'orizzonte appare un essere umano, ecco che subito uno dei guardiani si precipita alla comunità, avvisa la comunità dall'allarme e intima a tutto il gruppo di nascondersi. E difatti, prima uno e successivamente 1, 2, 3, 4 folletti si mimetizzano magicamente nella boscaglia. Passato il pericolo, il guardiano si allontana andandosene in un altro posto di osservazione. Poi, quando tutto è tranquillo, è tornato tranquillo, i nostri guardiani si rendono nuovamente visibili e prontamente uno di questi va a dare il cessato pericolo, il cessato allarme a tutta la comunità. Così, prima uno e successivamente 1, 2, 3, 4, tutti i nostri folletti tornano visibili, dopodiché il guardiano si allontana dal gruppo e se ne va per i fatti suoi. Ma appena vi è anche solo la possibilità che un essere umano possa vederli, ecco che immediatamente un altro guardiano si precipita, corre prontamente dalla comunità e a tutta la comunità intima di nascondersi. Infatti, prima uno e successivamente 1, 2, 3, 4, tutti i nostri folletti tornano a nascondersi. Una volta passato il pericolo, ecco che il nostro guardiano se ne va in un nuovo punto di osservazione, mentre un altro guardiano corre immediatamente in comunità a dare il cessato allarme. E così, prima uno e successivamente 1, 2, 3, 4, tutti i nostri folletti ridiventano visibili. Ma i nostri folletti hanno anche la facoltà magica di sparire uno alla volta, così tanto per scherzare, per divertirsi, per fare dispetti oppure più semplicemente per tenersi allenati. E basta 1, 2, 3. Ecco che un folletto si è girato magicamente. Basta schioccare ancora le dita e 1, 2, 3. 2 folletti si sono girati. E potremmo continuare così tranquillamente per tutto il tempo che vogliamo. Ma la cosa importante è capire il motivo per il quale queste piccole creature si allenano continuamente a mimetizzarsi. Cosa debbono tenere nascosto? Qual è il loro segreto? Il loro segreto è descritto chiaramente dalla leggenda irlandese. Infatti si narra che
dove nasce l'arcobaleno lasciato dai folletti, vi è una grotta nascosta nella quale è celato e rigorosamente custodito il loro tesoro, che è rappresentato da una, due, tre grosse pentole ricolme di monete d'oro. Ecco infine svelato qual è il loro più grande segreto. Questa era la leggenda dei folletti irlandesi e del loro tesoro. Io mi auguro che vi sia piaciuta e vi abbia portato per qualche minuto nel mondo magico e fatato di questa antica leggenda. Detto ciò, a me non resta altro che salutarvi e rimandarvi alla prossima magica storia. Ciao!